La stagione turistica non è ancora finita, però già ci sono numeri da pre-pandemia. Sì, siamo molto soddisfatti ad oggi, considerato anche il mese di agosto perché ormai sta per finire, e diciamo che siamo a livelli di pre-pandemia, addirittura in certi casi battiamo quel record che è stato fatto nel 2019, in particolare per quanto riguarda la costa veneta e il lago di Garda o anche la montagna. Per quanto riguarda i numeri ci sono tanti settori che stanno crescendo, anche il settore termale, un po' più in difficoltà sempre diciamo, il tematismo legato alle città d'arte, che però insomma, negli ultimi mesi hanno avuto sicuramente un incremento molto importante, ma in generale, se io guardo i numeri generali della Regione Veneto, parliamo di numeri che insomma, eguagliano, addirittura in certi casi superano il 2019. Ma c'è l'aumento dei costi energetici e questo preoccupa gli operatori, qualcuno ha ridotto i servizi, cioè come stanno affrontando questi oneri che insomma incidono non poco, anche in previsione della stagione invernale, della stagione autunnale. Assolutamente sì, noi potremmo dire che questa è stata un'annata record di tanta felicità per quanto riguarda gli operatori, se guardiamo le presenze, il fatto che le camere, l'occupazione delle cosiddetti posti letto è avvenuto in certi casi al 100%, però giustamente loro lamentano l'aumento dei costi energetici in particolare, bollette che sono 3-4 volte addirittura superiori, pensiamo a alberghi di grandi dimensioni o anche parchi acquatici per esempio che utilizzano molta energia, i costi sono quadruplicati, quindi è ovvio che abbiamo la necessità di un intervento anche a livello ministeriale, noi l'abbiamo già fatto presente al governo e spero che dopo le elezioni del 25 il governo possa intervenire aiutando col caro energia, in particolare penso a tutte le famiglie venete e italiane, ma anche i nostri operatori, perché molti dei quali purtroppo, giustamente come si diceva, hanno ridotto i servizi oppure alcuni decidono di chiudere in determinati periodi quando hanno meno occupazione perché non riescono più a far fronte ai costi elevati, quindi se non c'è grande occupazione delle camere ovviamente tenere aperto un albergo o una qualsiasi altra attività diventa costoso e purtroppo qualcuno comincia a fare questo ragionamento. Ovviamente non possiamo permettercelo perché dare servizi 365 giorni all'anno è fondamentale per una regione come il Veneto che è la prima regione turistica d'Italia e quindi noi dobbiamo intervenire a supporto delle imprese.